giorni manifestazioni di stima, e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna verso un'ulteriore stretta alla mobilità e agli esercizi pubblici. È infatti in preparazione una bozza di ordinanza congiunta che i 3 presidenti delle rispettive giunte regionali, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Stefano Bonaccini, si accingono a firmare entro giovedì e che avrà effetto soprattutto nell'imminente fine settimana. Nonostante le 3 regioni figurino ancora in zona gialla e quindi con un numero minimo di restrizioni alle aperture dei locali, la preoccupazione dei vertici è garantire l'efficienza dei sistemi sanitari ed evitare da una parte il collasso dei reparti di terapia intensiva, dall'altro il declassamento governativo a zona arancione o peggio rossa. Per ottenere ciò, Zaia, Federica e Bonaccini, oltre al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, non escludono una specie di pre-lockdown autonomo che sarebbe consentito dal decreto Conte, in quanto norma più restrittiva rispetto al dettato nazionale. Ancora non sono note le singole misure allo studio, ma il mancato rispetto delle distanze da parte degli avventori e l'intermittenza nell'adozione della mascherina potrebbero portare i presidenti delle regioni a spingere verso il tutti a casa. Oggi Zaia incontra virtualmente i sindaci dei capoluoghi per spiegare l'orizzonte della norma e valutare eventuali ulteriori misure a livello cittadino. Frattanto anche i prefetti sono stati invitati dal Ministero dell'Interno a convocare i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, allo scopo di analizzare i singoli casi e rafforzare i controlli anche attraverso la chiusura di strade e piazze. Un intervento regionale auspicato da Erika Baldin, consigliera del Movimento 5 Stelle, che invita a seguire il modello adottato ieri dal sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, il quale ha limitato a 2 il numero di persone che possono sedere ai tavoli dei plateatici e chiuso gli open shop dalle ore 22 alle 5. Secondo Baldin, urge un'ordinanza regionale che imponga la chiusura prefestiva e festiva anche ai parchi commerciali come l'outlet di Noventa e agli ipermercati, oltre che alle gallerie. Disagi in vista per i ragazzini che frequentano la prima e la seconda classe della scuola secondaria di primo grado a Valli di Chioggia. Dal 18 novembre, infatti, cesserà per tanti di loro il servizio di scuola bus. Ne dà notizia il quotidiano La Nuova Venezia nel numero oggi in edicola. Lo sdoppiamento dell'orario di ritorno, dovuto anche all'emergenza sanitaria, ha portato all'aumento imprevisto dei costi. Pertanto sarà coperta solo la terza classe che rientra alle 13 dal lunedì al sabato e non quelle delle ore 14, orario in vigore dal lunedì al venerdì. Ai genitori la cessazione delle corse è stata notificata dalla dirigenza scolastica attraverso una circolare, mentre pare non sia intercorsa alcuna informazione tra la scuola e il comune. Investito del problema, l'ufficio pubblica istruzione dell'ente sta lavorando per trovare una soluzione. Occorrono circa 30.000 euro per ripristinare il servizio integrale. Lo scorso 7 novembre la segretaria comunale del Partito Democratico Barbara Penzo, in un intervento nel suo profilo Facebook ripreso da Chioggia Azzurra, aveva argomentato che per la terza e quarta età occorresse ripensare al modello delle case di riposo,
favorendo altresì forme differenti quali il co-housing, l'assistenza domiciliare integrata, i servizi nel territorio. A margine del discorso, Penzo aveva parlato di anziani che con il blocco delle visite sono caduti in una grande sofferenza, in moltissimi casi hanno smesso di mangiare e si sono spenti nel silenzio, senza più contatti con le famiglie, sepolti nella solitudine prima ancora di morire, talvolta legati al letto. Per quanto fosse evidente che le due parti del post, la situazione Covid e la residenza di via Boschetto a Sottomarina e lo stato delle cose in altre strutture, non fossero unite se non dall'argomento, alcune OSS e infermiere in forza all'ente si sono risentite per le parole dell'esponente politica, che non rispecchiano per niente la realtà all'interno della struttura. Del fatto si è avvista la stessa Penzo, la quale da 30 anni lavora nelle politiche sociali al Comune di Venezia e ha sentito la necessità di chiarire anche a seguito di un colloquio intercorso stamane con il direttore Antonio Rizzato, al quale ha motivato la logica delle proprie parole. Le questioni vanno separate, spiega Barbara Penzo in un dialogo con la Chioggia Azzurra, poiché la mia citazione di una rivista, Animazione Sociale, non ha alcuna connessione con la residenza per anziani di Sottomarina. Il segretario del Partito Democratico ribadisce la necessità di usare nuove strade, come in altri paesi o territori attigui, distinguendo tra persone autosufficienti o meno, ma riconosce che l'articolo forte di provocazione poteva essere interpretato come se ci fosse scarsa accoglienza nella struttura locale, cosa che palesemente non è. Lungi da me, conclude Barbara Penzo, voler mettere in difficoltà gli operatori chioggiotti, della cui professionalità sono certa. Allora, passavo qua per il bellissimo negozio che c'è della Fish & Beer, che oltre ad avere veramente prodotti di altissima qualità, c'ha anche cose sempre nuove. Io mi sono veramente stupito di questo sale marino. Siccome sapete che noi vecchietti dobbiamo stare attenti all'alimentazione, e questo è un sale iposodico, 75% di sodio in meno, ed è liquido, quindi comodissimo. E quindi per noi che di una certa età dobbiamo stare attenti all'ipertensione, ve lo consiglio, e poi potete svariare con veramente tantissimi articoli, uno meglio dell'altro. È iniziata alle ore 16 di oggi la seduta della quarta commissione consiliare del Comune di Chioggia, presieduta da Daniele Padoan in modalità a distanza tra i soli consiglieri e senza diretta streaming. Oggetto della riunione, richiesta dai capigruppo della Lega Marco Dolfin e di Chioggia Viva Marcellina Segantin, è ancora una volta la costruzione del parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione. Obiettivo delle opposizioni è ricostruire l'istruttoria per attribuire le responsabilità del mancato stop al cantiere che è in corso d'opera da settembre e valutare eventuali soluzioni da percorrere per fermarne l'avanzata. Da qualche giorno peraltro compaiono due strutture mobili di notevole altezza nell'area precedentemente adibita a parcheggio a raso, chiusa al pubblico almeno fino al prossimo febbraio. Lo scorso 31 ottobre ha avuto luogo anche una manifestazione ambientalista in Corso del Popolo, atta a fare pressioni verso l'amministrazione comunale, ma le chance di un ripensamento sono minime, considerata la forte penale che l'ente dovrebbe pagare nel caso al consorzio di imprese padovane e senza contare la restituzione allo Stato dei fondi ottenuti grazie ai patti territoriali. Venezia perde 11 posizioni nell'annuale classifica stilata da Lega Ambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con il Sole 24 Ore, relativa alle performance ambientali dei capoluoghi italiani. Un deciso passo indietro sul fronte della sostenibilità per il comune veneziano, che passa dal 16° al 27° posto tra le città più verdi d'Italia, con un punteggio di 61,3 su 100.
Il rapporto 2020 dell'ecosistema urbano, fondato sopra dati di un anno fa e quindi precedenti al Covid, analizza 18 parametri raggruppati in 6 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente, energia. Pesanti le bocciature in particolare per la qualità dell'aria, come già aveva rilevato il report di Legambiente Malaria di settembre, in cui venivano evidenziate a Venezia concentrazioni di PM10 e PM2,5 simili a quelle di Milano e Monza. Gravemente insufficienti anche le valutazioni riguardanti la produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, le quali scontano l'impatto dei milioni di turisti che sbarcavano in laguna e le complicazioni logistiche della città d'acqua, ma che difficilmente potranno migliorare se entreranno in funzione le nuove linee dell'inceneritore Veritas di Fusina, non compatibili con la promozione di un'economia circolare. Migliori la situazione sul versante delle isole pedonali, del tasso di motorizzazione per abitante e dell'offerta del servizio di trasporto pubblico, tutti indicatori nei quali Venezia si trova inevitabilmente ai primi posti, vista la naturale assenza di auto nella città d'acqua e nelle isole, e la flotta dei mezzi di ACTV impiegata nel trasporto dei moltissimi visitatori.